Allora signore e signori, benvenuti, facciamo un applauso di incoraggiamento in questo nuovo salotto del 25 di giugno, un applauso sparso perché stiamo per cominciare questo appuntamento che tutte le settimane realizziamo qui al Lab, che facciamo anche in streaming, che vede una serie di artisti alternarsi. Questa sera avremo la possibilità di ascoltare quello che sarà la prossima uscita, domani esce con un singolo se non sbaglio, perché verrà a trovarci questa sera Baker, poi avremo Miami Vice e adesso ce l'abbiamo qui sul palco. Io chiedo un applauso perché insomma, si presenta bene già da sola, però ha tante esperienze anche da raccontarci. Ladies and gentlemen, un applauso per Rossana De Pace. Buonasera. Oh, benvenuta Rossana. Benvenuta. Allora, in realtà tu sei abbastanza, come dire, di casa qui perché sei già venuta. Sì, sono venuta all'inizio quando mi sono appena trasferita a Torino, verso ottobre. A settembre mi sono trasferita, erano i primi mesi. E quindi è stata uno dei primi live che ho fatto qui a Torino, è stato proprio qui al salotto. T'abbiamo, come dire, subito accolto a braccia aperte. E poi tu qui hai, come dire, cominciato a interagire, hai partecipato anche, se non sbaglio, a un contest che si è svolto di basket. Sì, esatto. Non avevo fatto mai un'esperienza da basket perché vengo comunque da realtà in cui le città non sono abituate, no, ad accogliere gli artisti di strada, e qui a Torino mi sono trovata benissimo perché la città è molto aperta alla questione, no, di arte di strada, e con questo contest diciamo, ha messo un focus sulla scena in un certo senso. Stiamo parlando di The Basker, questo contest che si è svolto qui tra le vie di Torino. C'era anche una postazione, insomma, per far sentire meglio i musicisti che appunto performavano, dico bene, c'era tutto un crocchio dietro di voi. Basker Case. Una Basker Case, esatto. Vabbè, questa è stata un'esperienza che ti sei lasciata adesso alle spalle, si può vedere andando su internet, eccetera, eccetera, ma noi, come dire, andiamo a scoprire la tua musica con che cosa? So che c'hai un pezzo sui Murazzi, o meglio su Torino, ma non so se è il primo che è in scaletta, così se parti subito. No, volevo in realtà partire con un pezzo che mi riporta indietro, cioè alla mia cara Puglia, perché è una specie di concetto che sto portando in giro per i concerti, perché qui a Torino ho imparato un pochino a correre, no? E mi mancano quei ritmi che diciamo lenti, che però forse sono un po' più naturali, che avevo a casa, no? E quindi mi piace fare una specie di percorso di velocità. Quindi c'era questo pezzo che si intitola Primordialità. Bene, un pezzo che ci permette di riprendere un ritmo lento che anche in questi giorni, diciamo, qua a Torino è necessario. Signore e signori, Rossana De Pace. Sono vento e meno vento, son più cielo che Vangelo, più occhiolino che obiettivo, più marea che platea. Sono cervo in mezzo al ghiaccio, colibri sotto la pioggia, e in una prateria, serva della mia empatia.
sono penna. Grazie. Rossana De Pace, Rossana De Pace, un brano molto suggestivo e poi così realizzato appunto solo chitarra e voce. Vabbè, c'è questo effetto che tu ti sei programmata, com'è? Sì, una voice live. Sì, si fa tutto al momento, quindi si registrano le voci, posso anche regolarmi i filtri o gli effetti, rendere la voce come dentro una chiesa, diciamo, no? Per Ecco, fare un esempio facile. com'è che hai raggiunto questa competenza con questo macchinario elettronico? Sei anche un po' ingegnere, ingegneressa, come sai? In realtà suonando tantissimo. A Torino è la cosa che ho fatto di più in assoluto. Fortunatamente è quello che cercavo, fare un sacco di palestra. Infatti proprio il prossimo pezzo è nato dal primo concerto che ho fatto qui a Torino, che è stato al Jazz Club. E quella sera ho raccolto dal pubblico una serie di parole. Avevo una scatola davanti a me e ho chiesto al pubblico di scrivere su dei fogli le parole che gli venivano in mente, e con quelle parole poi tornata a casa ho fatto questo pezzo ed ho approfittato in un certo senso per scrivere una lettera ai miei genitori e spiegare il motivo per cui avessi deciso di venire qui a Torino per provarci con la musica. E si intitola Autentica, che era una delle parole che mi avevano scritto che era quella che mi piaceva di più. Quindi se ci trovate delle parole strane in mezzo è perché il pubblico è stato l'hai preso simpatico. dal pubblico, è un cut-up che è fatto diciamo dalle parole del pubblico. Sì, esatto. Autentica si chiama, signore e signori, autenticamente rubato, quindi in questo senso, se posso così parafrasare, autenticamente preso dalle mani degli altri, Rossana De Pace. Ciao mamma, parto, cerco nuovi spazi, è il momento di buttare giù il confine tra desiderare ad occhi semiaperti e tenerli spalancati, provando a denti stretti a cercare la mia sincronicità tra ambizione ed opportunità, senza cincischiare di grandi sogni, ma rischiare davvero per realizzarli. Voglio capire che cos'è che si prova a vivere una vita fuori dalla scuola. Voglio sapere perché ci si lamenta che la vita non ci dà quel che ci spetta. Ma non prometto che torno identica. Giuro che sarò autentica. Ciao papà, parto, ho voglia di farlo, è il tempo giusto di non chiedersi perché, è il tempo di esserci, del facciamo, del rischiamo, dell'andiamo e perché no, pure di sbagliare proprio direzione per capire da che parte sta l'errore e affondare nuove radici, fidatevi di me, ne sarete felici. Voglio ubriacarmi di cinar con le mie ansie, farci amicizia per restarci in armonia, essere ippopotamo con la bocca grande per riempirla di parole, gioia e poesia. Ma non prometto che torno identica. Vi giuro che sarò autentica e sarò autentica. Autentica come Cremonini dopo il Luna Pop, come l'amore delle coppie sul lungo po', come quei posti dove entri solo con le tessere, come i tuoi per Dio quando sei arrabbiato e non vuoi piangere, come il sorriso di mia nonna quando torno giù,
come quel bellissimo film di Kim Ki-duk, incantevole. Ma non prometto che torno identica, ma vi giuro che sarò autentica, sarò autentica, sarò autentica. Grazie. Rossana De Pace, bene. Ma scusami, quindi qualcuno, diciamo, nel pubblico ha scritto Cesare Cremonini quella sera lì? Ha scritto per Dio, pure le bestemmie, infatti. Ah, vabbè, quella è italiana. Ha scritto Cesare Cremonini, sì. Pensa, Luna Pop, Po, effettivamente, sul Luna Pop lungo Po è una rima veramente, come dire, che mi ha colpito. Ma un'altra cosa che ho sentito delle parole era anche quella della scuola. Tu sei una ragazza studiata, che ha studiato. Sì, esatto. È vero? Infatti quello, voglio capire che cos'è che si prova a vivere una vita fuori dalla scuola, no? Perché fin quando studi hai un po' le spalle coperte, volevo un po' capire che significa. Giustamente con una voce come la tua è giusto studiare musica. Tu cosa hai studiato? Sì, ho studiato al conservatorio a Pescara per 3 anni. Però dici un conto è lo studio, un conto è provare poi ad andare per strada, è quello che effettivamente in qualche modo, poi chissà perché Torino e non Bologna o Milano, questi sono fatti tuoi, però noi sai che siamo un po' così, anche un po' campanilisti, dici ma perché ti piaceva il cioccolato, come mai? Ti piace? È stata una scelta di pancia, ci sono venuta 2 anni fa, l'ho scoperta, non la conoscevo per niente e me ne sono subito innamorata. Ho pensato che potesse essere una città dove ci vivrei, in realtà tuttora lo penso, ci vivrei a Torino. E pensa che questo è un periodaccio comunque, adesso io non lo dico, però insomma, vabbè, è sempre bello queste cose, insomma, e speriamo che tu, come dire, poi ti stabilisca anche qua, perché avere un altro artista come te qui sarebbe chiaramente un piacere. La prossima canzone a questo punto è quella su Torino, no? Facciamola, scusa, l'abbiamo preparata. Sì. Lungo le sponde del Po, signori e signori, Rossana De Pace. Le acque supplicano pioggia in un settembre troppo secco, e tanto che non cade più una goccia, eppure il clima qui è perfetto. E noi in una sera d'umidità, un poco soli ma senza pretese, scambiavamo anime e identità come si fossero attese, tanto attese. Ma sembra non dormire mai Torino, come i pub sempre aperti fino al mattino, quelli che non aprono più, e tra gli schiamazzi lungo i murazzi sorre lentamente il Po, per insegnarmi che tutto passa, la fatica, la sete e anche il margo avrà un orario di chiusura, come il dolore e la paura. Supplicano pioggia, le mie lacrime le danno da bere,
questa città che m'ha visto roccia è la stessa che mi vede cadere. Affogano in fiume i patemi come nel cortile interno di casa tua che ormai non m'appartieni. Dal ballatoio sputavo lo sdegno, ma sembra consolarmi sempre Torino, come l'amico che non chiede, aspetta al mattino che a parlare poi sia tu. E tra gli schiamazzi, seduta ai murazzi, scorreva lentamente il Po per insegnarmi che tutto passa, la fatica, la sete e anche il Marco avrà un orario di chiusura come il dolore e la paura, ma cresce con noi il Po, con i primi appuntamenti, litigi, tradimenti, gli ubriachi e gli studenti. Rifugio è motivo di fuga, rifugio è motivo di fuga, rifugio è motivo di fuga. Ci vediamo alla stessa ora. Lungo le sponde del Po ti sto aspettando da un po'. E lungo le sponde del Po mi sento meglio da un po'. Lungo le sponde del Po ti sto aspettando da un po'. Come il Marco, anche il dolore e la paura hanno l'orario di chiusura. Grazie. Rossana De Pace, questa era lungo le sponde del Po, lungo le sponde del Po. Noi Rossana ti ascolteremo tutta la sera, ti ascolteremo, ma è arrivata la pasta qua, sai che è come un campanile che quando rintocca per noi e quindi anche per te che se no se la mangiano tutti gli altri, capito? Allora senti, con che brano vuoi salutare questa Piazza Vittorio, il Lab e il Salotto? Con un brano che si intitola Bla Bla ed è un inno giovanile, è un invito alle vecchie generazioni a darci fiducia e non puntarci sempre il dito. Beh, Bla Bla quindi, che è anche un altro locale che sta qua, diciamo, scusa Esatto, la rima, c'è però questo vizio rimaniamo, qua, no, per carità, perché è un titolo che mi gusta molto, va bene, allora questa è Bla Bla, Rossana De Pace. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ti fa paura che non c'è più un punto di riferimento, ma ci sei soltanto tu. Io ci sono nata in questa giungla e boh, non mi spaventa il cambiamento, mi spaventi tu. Ti infastidisce la tecnologia, io la uso come i tuoi Ave Maria. Quando parte il tuo mantra noioso, si stava meglio prima, io sento solo un suono che fa bla 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 bla. Bla 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 bla. Ti
fa paura la mia strafottenza che io chiamerei sopravvivenza. La tua arroganza, ti piace seguire il buon esempio, ma se a modo mio non posso fare, mi sento soffocare. Mi infastidisce la tua accusa puntuale sulla mia mancanza di un ideale. Vorrei vederti a nascere adesso, rifletti pensando a un testo senza bla 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 bla. Bla 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 bla. Ma chi ha detto che io non ho paura? Ma chi ha detto che noi non abbiamo paura? Che ho paura di questa corsa, ho paura che poi non basta, ho paura di essere schiavo, ho paura di essere umano, ho paura di perdere tempo, ho paura di restare solo, ho paura di avere figli senza avere un lavoro, e ho paura di accontentarmi, ho paura dell'illusione, ho paura dell'egoismo che cambia le persone, e ho paura di avere un sogno e non poterlo mantenere, ho paura di passare la vita a fare il che noi non lo diciamo ma abbiamo paura, abbiamo paura. E per questo basta coi vostri bla 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 bla. E nulla da togliere ai camerieri, perché anch'io lo faccio per pagare affitto, però non vorrei fosse il mio mestiere per sempre. Ma no, abbiamo subito inteso, diciamo, l'ironia. Rossana, grazie mille e come dire, un grosso in bocca al lupo, ti aspettiamo qui prestissimo. Adesso noi facciamo una breve pausa e poi ricontinuiamo con la musica dal vivo insieme ai Miami Vice. A fra poco.